Che bel momento, intanto splendido la location, ci troviamo al quinto elemento di Abano Terme, una bellezza al mio fianco, meglio di così. Giada Brazzale, ben trovata. Ben trovati a voi. Allora, ufficialmente la presentatrice e anche coordinatrice dei ragazzi di un concorso importante quale Miss Attrice per un anno, e per fortuna, se mi è permesso di dirlo, 1,78 m, 1,20 m di gambe. Modella, logicamente, qualche esperienza tua passata? Beh, diciamo che ho fatto diversi concorsi a livello regionale e nazionale, però adesso appunto con i concorsi ho smesso, continuiamo con le sfilate e le presentazioni. Un po' emozionata per la serata? Un pochino sì, ci sta sempre. Parliamo invece delle bellezze che vedremo questa sera, sono 10 le ragazze scelte per questa serata. Vengono da tutto il Veneto, visto che è una selezione regionale abbiamo deciso che sia le selezioni locali che le selezioni regionali di farle ad Abano, chiamando le ragazze da tutto il Veneto. Sono pronti? Sì, sono pronte, un po' agitate le ho trovate, però pronte, voglio dire, sì. Da questo concorso Miss Attrice per un anno mi aspetto di diventare un'ottima attrice, come si suol dire. Spero sia innanzitutto un'ottima opportunità per entrare a far parte del mondo dello spettacolo, però insomma che anche per la creazione di nuove amicizie. Io vorrei diventare una showgirl, ma comunque un corso da attrice mi piacerebbe molto farlo, perché è sempre un qualcosa che può servirmi, che può lanciarmi e che può darmi quella spinta in più per arrivare fino in cima, fino al massimo. Io spero che questo concorso sia un trampolino di lancio, sia perché comunque è molto utile e comunque da qui imparare tante cose nel campo del cinema. Spero di avere le caratteristiche diverse da altre ragazze per non essere il solito volto della televisione. Io sono venuta a conoscenza del concorso grazie al fotografo Federico Bador e mi aspetto magari di riuscire a entrare nel mondo dello spettacolo, che comunque è molto difficile, e magari di farmi conoscere. Innanzitutto la curiosità di avere l'occasione di cimentarsi con il mondo del cinema. Io già facendo teatro sono un po' già, ho già cominciato a muovermi i primi passi, comunque mi sembrava un'occasione da non sottovalutare, quindi ci ho colto. Mi aspetto che questo concorso possa darmi delle possibilità nel mondo della moda, nel mondo dello spettacolo. Ho già iniziato a fare qualcosina e devo dire che è stata un'esperienza molto interessante e spero di continuare. Avere l'opportunità di partecipare appunto ad una fiction e quindi fare l'attrice nel vero senso della parola. Mi piacerebbe vincere questo concorso perché è anche la prima volta mia, quindi è un'esperienza tutta nuova. Ecco. Miss Attrice per un anno, una sfilata per le future attrici. Lascio la vista a vostra, alle modelle. Voglio sentirvi un bel applauso, Abano! Sulle mani! Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will.i.am in Britney, bitch.
action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, house. Hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are. Shake that money on the dime. Don't be a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, now just come to life. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, here come the ladies, about to give a little show. Here come the boys, they're gonna show a little more. Get it up, won't let you rest. Get it up, get it up. This is not a test. Get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you bless. Get it up, won't let you rest. Get it up, this is not a test. Get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you bless. A little bit of naughty, it's a little bit nice. She's a whole lot of glam, sweat, sugar, sex, spice. Shimmy, shimmy, strut, strut, give a little what up on the table, she'll be dancing all night. Everybody just come to Fabiana, Rosangela, finaliste, vincitrici, spieghiamo perché la Olé. Beh, hanno eletto 5 ragazze, in totale 6 perché il mio titolo è stato congedato fino all'anno prossimo perché ho ancora 17 anni, però hanno scelto me come vincitrice e seconda la nostra Rosangela e quindi penso sia stato giusto così e anche per le altre ragazze le fasce tutte meritatissime e penso che il Veneto porterà a casa moltissimi titoli. Anche secondo me tutti i titoli sono stati ben meritati. E secondo me è stato molto difficile per la giuria decidere perché erano tutte bellissime ieri sera, cioè tutte bellissime e poi mi permetto di aggiungere anche tutte simpaticissime, abbiamo legato molto tra di noi e è stata una bellissima esperienza comunque. Un saluto dai Love Tarmeugane!